Sì, Assessore De Bona, ecco, un simbolo del Veneto è chiaramente nella bandiera del Veneto, accompagnata a quello dell'Europa e dell'Italia, il leone di San Marco. E i leoni li esportiamo anche all'estero o ce li portano qua e li realizzano all'estero? No, il mio predecessore aveva già fornito, trasportandoli dal Veneto in Sud America o in altri paesi, alcuni leoni, però con costi, diciamo, oggi difficilmente sostenibili. E quindi abbiamo cercato di trovare una soluzione diversa, facendo compartecipi gli scultori veneti che si sono offerti di realizzarlo gratuitamente, ovviamente pagando il biglietto aereo per andare nei paesi che ci hanno richiesto Leone di San Marco a realizzare l'opera. Abbiamo chiesto ai comuni e alle autorità di fornire il marmo e abbiamo chiesto anche di fornire vitto e alloggio agli artisti. E quindi tra 2 settimane inaugureremo a Canberra, che è la capitale dell'Australia, con la presenza dell'ambasciatore italiano, un leone di San Marco che è lì da alcuni anni e aspettava la data precisa per la sua inaugurazione. Ai primi di novembre saremo in una città di origine veneta, soprattutto trevigiana e bellunese, Zentla, nello stato di Veracruz, in Messico, dove ci saranno 2 scultori, uno trevigiano e uno bellunese, che realizzeranno un leone di San Marco nel giro di 3 settimane e verrà posto in una piazza che verrà inaugurata e intitolata il Veneto, Piazza Veneto. E poi in primavera del prossimo anno avremo 5 scultori bellunesi che andranno in 5 città, 5 comuni del Rio Grande do Sul in Brasile, che si sono gemellati con comuni trevigiani, vicentini e bellunesi, e l'omaggio che ci hanno chiesto, il primo nella graduatoria delle richieste, è stato di poter avere nella loro piazza principale un leone di San Marco. Quindi con il costo del solo biglietto aereo, normalmente meno di 1.000 euro a biglietto, realizziamo una scultura, un leone di San Marco, e quindi facciamo felici una comunità intera che vuole avere questo simbolo nella piazza principale del loro paese.